Perfetto. C'è praticamente il mio collaboratore Filippo che le vuole fare una domanda. Come trascorrete l'estate su Memphis, su Portopalo, e se avete un programma di una bella estate musicale? No, bei programmi non ne abbiamo. Perché siete in ballottaggio con Botta, prima le elezioni politiche e poi l'estate musicale. L'hobby, il divertimento della città. Andare a mare e divertirsi. Voi organizzate, avete dei passatempo di pomeriggio, vivete in campagna, avete delle... Sono un po' di cose organizzate, un pochino, come giochi a palla o un po' di ginnastica in mare, così. Sì, queste cose così, sì. Però non so di altro. Degli istruttori, avete degli istruttori? Andiamo a fare gli istruttori. È stata molto gentile, siamo venuti in un bel bar a conoscere due pietre preziosi, complimenti per gli occhi, la parola ad Alberto. Perfetto, io ho una domanda sola. Organizzate delle serate, magari feste in piazza, non so, durante il periodo estivo? No, assolutamente. Niente? No. Cioè mai organizzato una festa in piazza? No, Non si usa qui praticamente? tutti a Portopalo. Perfetto, tutti al mare. Il paese muore completamente. State qui a Memphis. Bene. Il tempo. Così. Cosa fate praticamente? Organizzate delle feste, non so, usate andare in discoteca? Perché ho visto qui praticamente via della Vittoria, è la via praticamente dove c'è l'alta concentrazione di giovani. Sì. Diversamente da qui dove passate le serate? Non so, andate in discoteca. Portopalo. Portopalo, al mare. Sì, Cioè il vostro tempo praticamente si svolge alle spiagge? sì. Solo lì? Non c'è altro modo praticamente di passare le serate? Discoteche, Non so, pub, queste ci sono dei pub cose, qui sì, a sì. Memphis pure, sì, che organizzano magari delle serate, Sì. serate karaoke, non so, divertimenti. Va bene, ti ringrazio. E mentre per te è la Prego. stessa cosa, vero? Stessa cosa, sì. Siete amiche? Cugine. Cugine, d'altronde. Ma attenzione, mentre che siamo qui naturalmente in via della Vittoria, notiamo praticamente una specie di portone. Vieni Filippo. Stiamo notando una specie di portone praticamente grande, una chiesa. Non è una chiesa sconsacrata. Ma voglio domandare praticamente a chi appartiene, perché sto notando praticamente delle... Buonasera, Buonasera. appartiene a lei qui? No, a mia No. cugina. Sua cugina praticamente Questi sono associati. associati. Possiamo entrare? Sì. Che sto notando praticamente una cosa curiosa. Voi praticamente mettete in esposizione che cosa? Cosa sono queste cose? Artigianali da Memphis. Sì. No, Piacere. buonasera, piacere. Sono Caterina Gulli, sono la presidente di una bella associazione, Sì. Giovani Artisti di Talento, Ok. che vuole riunire in un unico organismo tutti i vari artisti, tutti i vari talenti nascosti che sono nel nostro territorio. Sì. E infatti qui c'è un pizzico di arte, Di talento. Sì. che lo mettiamo in mostra, Ah. soprattutto i talenti delle mani d'oro che abbiamo qui a Memphis, Certo. e quindi il ricamo, la pittura, il decoupage e tutto questo. Voi praticamente questa sera che cosa presentate? Presentiamo tutte le varie arti manifatturiere locali, soprattutto tombolo, punto antico e ancora di tutto e di più. Cose perché- praticamente che si usavano che si usavano molto tempo prima. una volta, perché dobbiamo ripristinare tutte queste antiche arti, questa manifattura, queste L'arte cose del ricamo, preziose, queste cose preziose che teniamo dentro le nostre casse Certo. per fare sposare le nostre figlie, ma che tiriamole fuori, Certo. dobbiamo valorizzarli, Va tutte bene. queste cose belle, però la nostra associazione non vuole soltanto Ah, voi siete praticamente limitarsi, un'associazione. sì. La nostra si chiama Associazione Giovani Artisti di Di Talento. Infatti Di per Memphis. questa festa Inicon abbiamo in programma non solo di mettere in esposizione queste belle cose, ma anche proporre dei vari talenti anche musicali, teatrali. Ah, quindi organizzate Sì, anche delle piccole recite così, e per farci conoscere e per invogliare le persone a unirsi a noi, e così cercheremo di portare avanti Nuovi talenti, una nuova iniziativa, un nuovo lavoro, un nuovo obiettivo per i nostri giovani, soprattutto per i nostri figli. Va bene. La ringrazio, vedo tantissime cose Fate belle. Un bel panorama di Certo. tutte queste opere d'arte. Io li chiamo opere d'arte perché sono proprio opere d'arte. Ok, va bene, signora Caterina Gulli, io la ringrazio tantissimo della spiegazione, le auguro naturalmente un in bocca al lupo per la sua attività, sperando naturalmente che fiorisca Grazie, sempre di più. grazie. Noi ce la mettiamo.
Oh yeah.